heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo video per farvi vedere i miei nuovi Royal 30. Allora ragazzi, prima di iniziare il video volevo ricordarvi che ho cambiato il nome del canale. Ora non è più Clash of Clans Kai, ma Kai Young, perciò anche la pagina Facebook viene cambiata da Clash of Clans Kai a Kai Young. Perciò link in descrizione della nuova pagina Facebook, seguitemi sia su Facebook che sia su Instagram, sempre il link in descrizione. Allora ragazzi, nel video di oggi vi farò vedere la potenza degli Royal 30. Per fare questo video ho pensato di fare una cosa un po' strana, tipo fare tutti i guaritori e portarmi un golem per pararmi a sedere e dopo farvi vedere il devasto che fanno gli Royal 30. Partiamo! Eccoci qua ragazzi, siamo finalmente sul mio villaggio. Come potete vedere non ho ancora il re pronto, perciò oggi faremo anche un mini jamming. Nel frattempo vi faccio vedere la mia regina al 30, veramente è diventata distruttiva. Poi, allora, nell'accampamento io praticamente mi sono fatto solamente guaritrici e mi sono portato un golem per pararmi il sederino, dato che gli Royal 30 sì sono forti, ma non sono forti come gli Royal 40. Poi nella fabbrica di incantesimi mi sono portato un po' quasi tutte le pozioni. Vi spiego cosa mi serviranno. La furia mi servirà per andare più veloce, dato che ho anche i golem, mi serve che i golem penetri. Ecco, mi serve anche la furia per penetrare, invece le gelo mi serviranno per benedire le Inferno Tower del mio avversario, perché le guaritrici, se per chi non lo sapesse, non fanno effetto, cioè loro curano sugli eroi ma non fanno effetto se sono colpiti dalle Inferno Tower. Perciò mi sono portato ben 2 gelo. L'assalto cosa mi servirà? L'assalto mi servirà per entrare dentro il villaggio e prendere il town hall. Invece il fulmine mi servirà per benedire quei odiosi arcieri che escono dal castello. Se no, cioè, immaginatevi il vostro re che fa tan 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 con la spada e nel frattempo escono 30 arcieri. Ragazzi, per chi mi stalkerà tutti i giorni e ha visto che non sono più nel mio clan, sono andato nella accademia del mio clan a fare una clan war. Allora ragazzi, vi racconto brevemente la storia del nostro clan. Allora, questo è il clan madre, c'è l'hashtag qua. Invece io attualmente sono in accademia, per chi volesse venire a trovarmi. Abbiamo ancora 2 posti liberi, perciò fate in fretta. E abbiamo anche la terza accademia. Comunque andrò a fare anche una clan war lì, se volete potete trovarmi un giorno lì se avete culo. Prima di andare ad attaccare volevo dirvi che sto facendo le Valkyrie al 4 ragazzi, ultimo livello, e praticamente ho finito tutte le truppe, mi mancheranno solo i eroi. Penso che ho detto fin troppo, andiamo ad attaccare qualcuno. Cerca. Oh mio Dio, i miei capelli. Aspetta. Ragazzi, non mi sono portato il re. Ok, andiamo a gemmarcelo. Non sono solito a gemmare, ma per voi lo faccio. Addio 976 gemme. Ok, ora abbiamo sia il re e la regina al 30. Ora possiamo andare a fare la ricerca. Mannaggia santi numi. Ragazzi, questo lo devo attaccare assolutamente. Ok, non so come fare, non ho proprio idea di come potrei iniziare. Innanzitutto golem, mettiamo subito le guaritrici dietro, così il golemino non muore. Mettiamo anche il re per aiutare a penetrare sto muro, maledetto muro al 10. Ok. L'importante è che queste Inferno Tower non scassino la minchia. Dai, spacca. Dai, spacca. Fai veloce. Ok, abbiamo quasi distrutto il muro. Nel castello ho un altro golem, sì, gentilmente donato da Matteo, sempre del clan. Ok, ora possiamo... No, non ancora. Possiamo mettere questa. Mettiamo anche la mia strega. La mia regina. Ok, guaritrici a go go. Pam. Dai, ora dovete penetrarmi. Cioè raga, dopo con tutte ste guaritrici se morite no, bisogna far bordello qua, eh. Ok, sono entrati dentro. Naturalmente le Inferno Tower mi stanno già bastonando. Oh mio Dio, penetra. Ok, re, non morirmi qua. Dove sono le guaritrici? Mamma mia, non morire. Oh mio Dio. Ok, big fail in corso. Mio Dio.
Non dovevo mandare subito le truppe direzione Town Hall perché mi stanno... Mio Dio, no, guaritrici no, non morite così. È bruttissimo. No. Mink. Oh mio Dio, oh mio Dio. Va bene, le mie bellissime fate si stanno facendo benedire. No, basta Inferno Tower. Basta, basta, muori Inferno Tower. Ok, ho fulminato l'Inferno Tower, ragazzi. Ok, le guaritrici stanno morendo. Anche la mia regina. Purtroppo... Io non so perché sono un coglione, le mie guaritrici si mettono in una posizione tipo sparatemi, sparatemi. Ok, oggi penso di fare un mega big fail, perciò, oh mio Dio, figuraccia in corso. Ma non potevate stare qua guaritrici, dai, così almeno facevo un 50%. Dai, scappa, scappa, scappa. C'è, c'ho la cosa, sì, la strega, la regina rimane dietro al muro e non fa più niente. Stanno morendo tutte le guaritrici. Muore anche l'ultima. No, oh shit. No, no, ok, ok. Oggi ho fatto big fail. Ragazzi, per farmi perdonare del maldornare fail di prima, rifaccio lo stesso attacco e andiamo a cercare uno un pochino più scarso che non abbia l'inferno al 3. E andiamo. Cioè, Kai, sei stronzo. Allora, prima vai contro uno stramaxato della Madonna. Ora ti becchi un Town Hall 9 e te lo attacchi. Ok, ragazzi, speriamo di fargli anche il 100% dato che non ha l'inferno. L'unica cosa che giocherà a mio sfavore sarà solamente il tempo, perché non ho proprio tempo per fargli cosa là. 3 stelle, ok, allora mandiamo la guaritrice. L'importante è non farli andare a fare giretti al coso. Bravo, bravo, dai, entra, spacca sto muro. Vediamo come è strutturato, dai, non è male il villaggio. Ok, distrutto anche questa, dai, distruggi, ok, entriamo dentro. Pam 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 pam, mettiamo una bella ascialto qua. Dai, direzione Town Hall. Take the Town Hall, please. No, no, non morire così, ma dai. Ma dai, non potete morire così. Ma cosa cazzo fai? Stupida, cioè, è stupida questa, Ok, ok, ok. Oh, c'ho una regina stupida, ragazzi. This is guai, sono guai. No, 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 sono guai per me qua. Cashin, no, no, no. Ok, la regina non gli fanno niente, però il resto sta morendo purtroppo. Ho ancora 3 guaritrici qua, però la stanno ammazzando di brutto. C'è una bomba gigante, la mia regina. Il tempo giocherà veramente una cosa bruttissima per me, perché non ho tempo qua, ragazzi. Mannaggia. Ok, 2 stelle riesco, ma la terza non ci riesco. Sticaten. Dai, re, distruggi la difesa aerea. Bravo, ok, ora puoi anche morire in pace. Oh, ma i golem non sono ancora morti. Dai regina, dai che ti do una mano a distruggere ste robe. Vai, veloce, veloce, distruggi sta cavolo di caserma. Vai, veloce. Mamma mia se sei lenta regina, ok. Ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho ancora 10 difese da distruggere e probabilmente il 50% ce l'ho. Ma mancano 47 secondi, perciò il 100% non ce l'ho. Comunque, il bonus della Lega Campione mi tira tantissimo su, anche perché, cioè, per fare ste fattine volanti, big money, sono andati via i big money per fare ste fattine volanti e non sono riuscito neanche a fare il 100%. Se avessi... Oh, bella la bandiera spagnola, l'ho notata solo ora. Ok, penso che possiamo fare anche reso, ormai non ci cambia più niente. Allora ragazzi, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciatemi un like, un commento e prima di lasciarci volevo dirvi che di passare per la mia pagina Facebook KaiYoung e per il mio contatto Instagram e qua possiamo fare resa e torniamo a casa. Ok, era tutto per il video di oggi. Come al solito, no, questa l'ho già detta. Vabbè, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.